Lo sciopero, il digiuno è iniziato sabato scorso a Venezia con una conferenza stampa, continuerà per tutta la settimana. Michele Boato ed io digiuniamo per tutta la settimana, ma proponiamo che ci sia un'adesione anche di un solo giorno, quindi invitiamo tutti a cercare le informazioni sulle nostre pagine Facebook. Fino adesso hanno aderito a questa nostra proposta di digiuno a staffetta di 1 o più giorni, ma anche di un solo giorno, meno no, circa una 60ina di persone. Protestiamo perché vogliamo evitare assolutamente che il Cansiglio venga venduto, e c'è questa proposta da parte della Regione di vendita. Ha deciso di vendere l'albergo San Marco, l'ex albergo San Marco abbandonato ormai da circa 15 anni. Sembrerebbe una soluzione ragionevole, ma non è così. Noi siamo convinti, molto convinti, che se si inizia con la vendita del San Marco, poi succederà che ci saranno altre vendite. Tutte le case, tutti gli edifici, i pascoli, il campo da golf, la clubhouse, gli agriturismi, il rifugio escursionistico, il Sant'Osvaldo, verrà tutto, secondo noi verrà tutto venduto, perché questo è lo spirito di questi tempi, non solo regionale ma generale. Quindi il Cansiglio è definito legislativamente dalla legge foresta inalienabile, noi vogliamo che rimanga tale. Il Cansiglio non va venduto, punto e basta. Noi mettiamo in atto tutte le nostre risorse legali e non violente ovviamente per riuscire a evitare questo, ma se veramente anche il San Marco dovesse essere venduto, la Regione procede, intanto tra decidere di vendere e vendere realmente c'è uno spazio di tempo che ci consentirà altri interventi e interverremo anche a livello nazionale. Diciamo il segnale è questo, che se l'intenzione è quella di vendere, ogni volta che verrà proposta una vendita noi ci saremo, quindi renderemo la vita il più difficile possibile alla Regione per la vendita del Cansiglio. Cansiglio inalienabile.